Un momento di festa questa sera. Certo, un momento di festa perché sono passati 10 anni dalla nascita di questa associazione Semi di Speranza, che è un'associazione Onlus ma nata, collegata anche con l'Opera Madonna del Grappa, perché è nata dal contesto in cui celebravamo il centenario di ordinazione sacerdotale del nostro fondatore, padre Enrico Mauri. E poi per far vedere che era un uomo di preghiera come sacerdote appunto, ma aveva anche questo impeto di impegnarsi nel sociale. Quindi l'associazione Semi di Speranza vuole far vedere, esprimere questa dimensione di padre Mauri nel sociale, nell'impegno per il prossimo, proprio partendo dal Vangelo e da ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato. Lei diceva che fare bene crea altro, genera altro bene. Certamente, come ce l'ha detto il profeta Daniele nella prima lettura di questa domenica, se per scampare dalle tragedie e anche trovare riparo presso Dio, dobbiamo portare gli altri alla giustizia. Io penso che non è un pensiero soltanto, ma è anche una convinzione. Questa associazione Onlus Semi di Speranza porta tante persone, soprattutto gli ultimi, alla giustizia mediante il bene che questa associazione fa a queste persone, e lo fa veramente volentieri, perché abbiamo tantissimi volontari che vengono e anche si impegnano nel bene perché tutti, soprattutto i più abbandonati, abbiano da mangiare, da vestire, ma anche semplicemente stando accanto a queste persone bisognose della presenza dell'altro. Oggi ce n'è tanto bisogno. Certamente ce n'è tanto bisogno, e come lo insegna anche Papa Francesco, la Chiesa deve uscire andando verso questi ultimi, andando verso i poveri, perché uscendo si porta Gesù dappertutto e anche si ritorna pieni, perché Gesù ha raggiunto tutti. Signora, questa sera si festeggiano i 10 anni. Sì, è cresciuta, l'associazione è cresciuta, posso dire sì che l'ho vista nascere e abbiamo partecipato in maniera collegiale e collaborativa con molte altre persone, non sono stata naturalmente da sola. La Madonnina del Grappa ha sempre avuto un'attività di aiuto, di assistenza molto informale, sia sul territorio e sia anche in Africa, quando si è aperta la missione nel 2002. A un certo punto si è cominciata a sentire l'esigenza di istituzionalizzare un po' questa attività benefica, altruistica, dandogli anche una identità civile sotto forma di organizzazione non lucrativa, insomma. E quindi è nata l'associazione Onlus, come ha detto prima Don Charles, come io lo dico, monumento vivente alla persona sacerdotale di Padre Mauri, nel centenario della sua ordinazione sacerdotale. È stata una scelta di tutta l'opera, invece di fare targhe, monumenti e pubblicazioni, fare un evento, una realtà che dura nel tempo e che incide nel tessuto sociale sia del territorio sia dell'Africa. Ecco, abbiamo scelto questa formula come Onlus, quindi anche impegnandoci sul territorio, perché si poteva fare anche un'associazione solo destinata al Ruanda, però abbiamo voluto dargli questa identità, quindi iscritta anche al registro regionale ligure, Insomma, tanta attività in questi 10 anni. Lei è un pochino la fondatrice di questa associazione. C'è qualche progetto, qualcosa che vuole sottolineare con maggior incisività di questo tempo trascorso? Quelli già fatti? Ci pensavo così come quando scorre un film. Ci sono stati dei progetti molto interessanti, molto belli. Pensavo che hanno cambiato la vita delle persone, sia qui nel Tigullio, sia anche soprattutto in Africa, dove il bisogno è più emergente.
per esempio un apparecchio per il controllo dell'anticoagulante, del Coumadin per una persona bisognosa, e lo dobbiamo veramente questo interessamento alla Presidente che è mancata, la Maria Pia Conti, che al tempo era lei incaricata, e ha potuto ottenere questo beneficio, penso proprio a salvezza di una vita, di una mamma, insomma. Oppure il progetto dell'acqua potabile che dalla casa della missione arrivava sulla strada, in modo che la gente potesse attingere direttamente senza neanche suonare il campanello, insomma. Acqua potabile, che vuol dire bollita e filtrata, perché loro la fanno solo bollita, per dare degli esempi. E poi attualmente c'è il progetto per le ragazze madri molto intenso, molto attivo. Dal 26 giugno siamo stati eletti, è stato eletto il nuovo direttivo. Io sono novello, diciamo, esperienza del genere, già facevo volontariato all'interno della Madonnina, però come incarichi particolari non avevo, per me è una cosa è una novità, ecco. Comunque noi ci proponiamo di portare avanti progetti già in atto, o come diceva prima la Cristina, le teste sanitarie, pasto per i bambini, che è molto molto importante. E poi abbiamo ancora il progetto delle galline o ovaiole, che abbiamo iniziato con 1000, adesso siamo arrivati già a 4000. Cosa consiste questo? Producono le uova che poi le ragazze del porto le vanno a vendere in città, a Cayenne, lì. Questo dove? In Ruanda. Poi per quanto riguarda il progetto sul territorio, diamo assistenza con i panini tutti i giorni, dalle 4 alle 5. Sono circa una trentina di persone che abitualmente frequentano, diamo una mezza cena, quello che possiamo. E poi abbiamo la distribuzione degli abiti usati. Anche qua è una cosa molto, molto consistente, abbiamo circa 400 persone che comprendono anche delle famiglie, purtroppo. Sono molte famiglie che vengono a tirare gli abiti. Questo la sede è qua alla Madonnina del Grappa. La sede è qua alla Madonnina del Grappa. Bene, abbiamo capito tante belle cose, tante bellissime cose. La vostra festa continua, vi lasciamo a partecipare. Un pensiero anche dalla segretaria. Ma sì, io volevo ricordare e ringraziare tutti i volontari, perché oltre ai soci noi veramente abbiamo tanti volontari che ci sostengono, quasi una cinquantina, e ne abbiamo sempre bisogno perché le attività caritative sul territorio sono importanti. E poi volevo dire che è molto bello il fatto che, lavorando per Semi di Speranza, io ho potuto conoscere anche le altre associazioni caritative di Sestri, con le quali abbiamo un bellissimo rapporto, ci incontriamo e quindi penso che sia un'esperienza che è molto gratificante, molto bella. Con le autorità civili, sì. La Semi di Speranza è ben riconosciuta e sostenuta anche dal Comune. Per esempio, regolarmente ogni giorno arriva una certa quantità di pane, col quale poi facciamo i panini della cena. Lo stesso anche altri enti, le Coop, destinano il buon fine a questa attività territoriale della cena fraterna cosiddetta. Insomma, non solo belle cose distanti, ma anche qua vicino sul proprio territorio. Auguriamo buon proseguimento al nuovo Presidente. Grazie. Speriamo che Padre Mauro ci guidi da lassù e ci porti sempre a proporre dei progetti a favore sia sul territorio e sia anche in Ruanda.
una serata che ha unito Genova al Levante. Esatto, è proprio questo il messaggio che abbiamo voluto far passare. Una serata che unisse tutta la Liguria, Genova al Levante e perché no anche al Ponente. Una Liguria purtroppo veramente colpita in quest'anno da, possiamo definirla assolutamente una grande disgrazia. Dobbiamo rimanere uniti e questa sera ha voluto rappresentare proprio un evento di grande solidarietà. Il Rotary è solidale, sempre e comunque, soprattutto con la collettività e con il territorio. Dunque collaborazione massima con il territorio e le istituzioni. Assolutamente, collaborazione col territorio, perché il Rotary, che è un'associazione internazionale, però ha l'occhio sul suo territorio, perché l'obiettivo del Rotary è migliorare la vita di chi sta peggio di noi, quindi migliorare la vita delle persone che oggi sono in difficoltà. E chi è più in difficoltà oggi che le mamme e i bambini che hanno subito la perdita del capofamiglia per il crollo del ponte, e nello stesso tempo anche le attività produttive del Tigullio colpite durissimamente dal fortunale che si è abbattuto 15 giorni fa. Quindi il Rotary è presente come sostegno concreto per recuperare quelle attività, quella produttività che è la base per la crescita del nostro territorio. Avete già fatto un grosso lavoro in questa direzione in questi mesi? Sì, un grosso lavoro, perché subito dopo il 14 agosto il nostro governatore Gianmichele si è mosso, ha coinvolto tutti i club, e siamo a ben 41 club di Liguria Basso Piemonte, è scattata la macchina della solidarietà. È stato aperto un conto corrente proprio dedicato ai familiari delle vittime del Ponte Morandi e, come anticipato prima il nostro governatore, sono già stati raccolti ben 150.000 euro. Direi che è una somma comunque importante che speriamo venga devoluta al più presto. Sicuramente una somma importante. È una somma assolutamente importante che verrà comunque irrobustita da quanto il fondo distrettuale per le calamità naturali darà subito senz'altro alle attività produttive del Tigullio. Veniamo a questa sera, che c'è stato anche una serata di musica che ci ha accompagnato a essere più bravi probabilmente nell'offerta. E senz'altro più bravi nell'offerta e senz'altro sempre uniti, coesi, perché proprio questa serata ha dato l'esempio, perché noi dobbiamo operare insieme. Il nostro Presidente internazionale dice: siate di ispirazione, ma quello che potete fare fatelo sempre insieme, perché insieme potete fare molto di più di quello che potreste fare da soli. Musica di Amedeo Solimano che ha spaziato insomma, dalla classica discoteca, forse qualcosa anche piacevole da ascoltare. Ma sai, tutte le volte che mi criticavi, che dici mi fai solo le tue colonne sonore, poi la gente si rilassa troppo, alla fine si addormenta, non è bello, ne abbiamo fatto tanti. No, stasera avevo un senso diverso, poi in amicizia, e poi non volevo
come dire, rappresentare un momento di promozione, ma un momento così veramente di condivisione, e devo ringraziare perché con tutti gli impegni che ci sono, che si hanno, professionali rotariani, abbiamo il nostro governatore, abbiamo Tiziana Lazzari che è una nostra past governor e che ha fatto anche rappresentatrice, grazie a Tiziana, e tutti gli amici che sono venuti, voglio dire, tra l'altro noi abbiamo fatto una raccolta che spaziava in ambiti diversi, molte persone hanno il biglietto ma erano lontane quindi non sono venute, ho promesso di fare ad ognuno un concerto personalizzato, forse eccessivo. Dipende dalla generosità. Brava, e vedi, perché si fa carriera nel Rotary? Perché si coglie là, è bene, anzi questo è un appello che faremo, quando ho tempo però, perché anch'io ogni tanto, come tu sai, ho degli impegni. Quindi... Ritornando un pochino ai brani musicali, ci hai lasciato con una Nina Nanna di Buonanotte che insomma se duravi ancora un pochino forse qualcosa voluto. Poi hai ricordato la mamma, poi i tempi giovanili, anche i Pooh ho sentito, il Varze, il Nannubio Blu, insomma. Il Blu è un classico che non si può, Fascination, anzi non Fascination eternamente, Fascination era quando suonavo ancora la chitarra eccetera, ma sai, tu lo sai, la musica la puoi interpretare, noi abbiamo utilizzato il motto di quest'anno del Rotary, no? Che tra l'altro per la musica viene benissimo, no? Ispirati da... con la musica puoi fare tutto, tu lo sai, lui è un appassionato di musica, abbiamo fatto tante cose insieme, tra l'altro con Roberto Costa, mi fa piacere ricordarlo, non abbiamo più quel grande teatro dove abbiamo avuto 1000 rotte persone più di una volta per il Gasolini, avevo suonato lì che è il Cantero, speriamo in un miracolo perché... E niente, quindi la scelta è stata quella di spaziare volutamente, ecco. Poi io mi diverto a fare gli arrangiamenti, diciamo che ho preso questo vizio in Francia, perché poi tu lo sai, io per il resto suono per le TV francesi, quindi no, qui in Italia sarebbe troppo complesso. Bene, allora ci lasciamo con la serata, facciamo concludere a lei, visto che ha dato il saluto iniziale della serata, facciamo fare il saluto finale. Probabilmente con una nuova iniziativa che sicuramente avete già pensato. Sì, la nuova iniziativa che è quella che riguarda l'aiuto al Tigullio attingendo da un nostro fondo che interviene in occasione di calamità naturali che danneggiano persone e imprese. Il fondatore di questo nostro fondo è stato un past governor, Pino Capone, al quale dobbiamo molto perché ha dato l'avvio ad un fondo che, ahimè, soprattutto in Liguria, viene spesso utilizzato. E siamo in questo modo in grado di intervenire tempestivamente, portando aiuto a famiglie, a imprenditori in tempo praticamente reale, perché abbiamo sempre una giacenza su questo fondo e giustamente il nostro attuale governatore Gian Michele Gancia ha subito pensato di metterlo a disposizione dei danneggiati del Tigullio. Ci sono due parole per finire un'azione, no? Siate di ispirazione. Siate di ispirazione, l'ispirazione è biunivoca nel senso che noi dobbiamo essere di ispirazione ma il territorio ci deve ispirare, ognuno di noi deve ispirare l'un l'altro perché solo da quello, io dico sempre, quando eravamo bambini ci dicevano che chi fa da sé fa per tre, oggi no, noi non dobbiamo più dire così, dobbiamo dire che insieme possiamo fare sempre di più rispetto di quello che possiamo fare da soli. Perché uniti si vince.